Bentornati a una nuova puntata di Buongiorno Verona Live, sono le 11:36 minuti e siamo in diretta sul canale 640 del Digitale e anche sulla nostra pagina Facebook. E diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Mauro Chemello, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, dunque, oggi sei qua in veste di allenatore della Serie D della Virtus Volley Verona, direttore tecnico, insomma, sei lì dagli albori, si può dire. Sì, un po' di anni che siamo assieme, un po' di anni che stiamo facendo un percorso anche condiviso di crescita un po' delle ragazzine del quartiere, nel rispetto di quello che potrebbe essere sia una prestazione della prima squadra che quest'anno una Serie D, sia del rappresentare un po' quello che è anche una società, proprio, ripeto, di quartiere con le esigenze e nel rispetto della crescita delle ragazzine. Certo. Ecco, quando è nata Virtus Volley Verona? Allora, sta più di 30 anni, è stata forse l'unione di due società vicine, la Pallavolo Biondella e allora Virtus Volley, che ha fatto forse dare una marcia in più a quello che poteva essere un percorso che eventualmente era suddiviso in pezzettini, sì. Per cui di conseguenza diventava un po' tutto più difficile. Questo ci ha permesso di fare negli anni anche di buoni campionati, una Serie C con i playoff per andare in Serie B, poi finito un ciclo siamo ripartiti con un gruppo un po' più giovane, per cui di conseguenza quest'anno facciamo la Serie D. Ecco, prima di passare ovviamente a parlare della Serie D, perché appunto tu ci sei dentro con tutte le scarpe, ovviamente. Esatto. Insomma, ti vado a chiedere insomma, una domanda un po' che faccio a tutti. Come l'avete gestita voi la pandemia di Covid-19? Perché sappiamo è stato un periodo veramente nero per le società sportive. È stato un periodo durissimo, pur nel riconoscere il fatto che per i ragazzini e le ragazzine la socializzazione, la possibilità di partecipare, di condividere certi momenti sia di un'importanza estrema. Io penso che in quel periodo noi abbiamo condiviso un po' in tutta la società, forse primario un po' anche tutelare non solo le ragazzine ma anche i familiari, i dirigenti, gli allenatori che vanno in palestra, per cui noi nel rispetto di tutti i protocolli, però nel momento di grossa difficoltà l'anno scorso novembre, ottobre, dicembre, noi abbiamo preferito sospendere l'attività completamente in modo da permettere anche alle famiglie di non causare ulteriori rischi che già erano sufficienti, per cui dopo il protocollo poi quando abbiamo ricominciato nel rispetto di quello che era dettato anche dalla federazione, insomma, per cui chiaro, sì, assolutamente. Questo ancora tuttora da certi punti di vista. Sì, ovviamente diciamo che l'emergenza si è un po' attenuata ma non è sparita, esatto. Ecco, e invece adesso, tornando all'attualità, avete iniziato con il reclutamento delle più piccole, vediamo anche sul sito di Virtus Volley Verona che c'è appunto il banner con prova volley per le ragazzine nate negli anni dal 2011 al 2015. Ecco, c'è stato un bel riscontro. Allora, noi abbiamo ricominciato praticamente con i tempi della scuola e abbiamo fatto un paio di settimane di pallavolo aperta, tra virgolette, come hanno fatto tantissime società peraltro. Sì. E lì abbiamo avuto sinceramente un riscontro molto positivo rispetto a quello che pensavamo, anche perché pensavamo che questo stop un po' forzato e anche brusco, come era stato dimostrato a un certo punto, avesse rallentato anche sia le presenze che la voglia un po' di ripartire. Però invece li abbiamo avuto sicuramente a livello di under 16, di under 14 e adesso anche nel gruppo di mini volley una buona adesione secondo noi, a tal punto che stiamo valutando anche la possibilità di fare un'ulteriore squadra, questo un po'. Insomma. Allora quindi veramente è un po' controtendenza, ecco, questa. Sì, forse per noi è anche un po' un'altra alba, mettiamo così, nel senso che adesso questo un po'. Bene così. Passando adesso finalmente alla Serie D di cui tu sei allenatore, allora, ecco, in questo caso con la squadra, con la prima squadra, com'è che vi siete allenati? Allora, noi abbiamo cominciato prima ovviamente delle scuole, è chiaro. Così, abbiamo fatto un po' tutta la fase che dovevamo fare già all'interno della palestra, a differenza dell'anno scorso che quando avevamo cominciato invece eravamo all'aperto, che insomma un po' limitante da certi punti di vista. Ecco. Per cui stiamo facendo un percorso che secondo noi è in perfetto rispetto di quelli che sono i tempi. Abbiamo cominciato la Coppa Veneto 2 settimane fa, abbiamo vinta, una persa per il momento, però diciamo che il gruppo è molto presente, molto partecipe, devo essere sincero, da un po' di anni che non vedevamo anche una certa voglia di migliorare, una certa anche spirito proprio anche di poter arrivare, ecco, questo magari adesso questo poi decidere cosa succederà alla fine, penso che sia, ecco, però è divertente anche andarci in palestra in questo momento. Ecco, e il campionato, dicevamo, inizierà a novembre, giusto? Sì, la Serie D comincia a novembre. Ecco, a novembre quali obiettivi ci sono adesso per questa squadra? Immaginavo che questa era la domanda. Te la devi aspettare. No, noi speriamo di migliorare. La squadra è composta da un gruppo di ragazze
giovani sì. assieme ad alcune un po' più esperte. Io penso che se le esperte riescono a tenere il livello che sono in grado di giocare sostanzialmente e i giovani crescono con il giusto rispetto dei tempi ma abbastanza in fretta, noi possiamo prenderci anche qualche soddisfazione. Ecco, è un gruppo amalgamato, insomma sono unite. Allora, siamo partiti con un gruppo che effettivamente ha avuto 4 innesti, 5 rispetto all'anno scorso, okay. Però sono molto compattati in fretta. Diciamo che queste settimane qua abbiamo lavorato bene. Per Perfetto. Cui anche il fatto che siano sempre tutte presenti un po' sul pezzo ci permette ovviamente di condividere anche certi momenti e di conseguenza anche rafforzare quello che è poi la forza del gruppo sicuramente. Beh, allora diciamo che le premesse ci sono e sono buone. Adesso qua sto toccando ferro, ovviamente. No, assolutamente cioè, la scaramanzia d'obbligo, scaramanzia d'obbligo, quindi però le premesse possiamo dire che ci sono, poi il tempo e il campo diranno. Sì, esatto. E il fatto che continuiamo così, perché se adesso noi ci fermiamo un attimino, cioè, no, ecco, tutti questi fattori diranno alla fine effettivamente se era una bella idea questo pensiero qua esatto. Oppure no. Perfetto. Quindi ci risentiamo a fine campionato. Ci vediamo a fine campionato, bene. Bene, no, intanto veramente Mauro, io vi faccio un grande in bocca al lupo, che possa andare tutto bene e soprattutto che si possa continuare ad allenarsi in serenità per quanto possibile e che non si possa, che se non si debba più dire addio al campo. Io faccio un in bocca al lupo a tutti ovviamente, un doppio in bocca al lupo a noi, esatto, giusto. Però speriamo che tutti possano ricominciare con una certa, tra virgolette, normalità. Diciamo assolutamente, assolutamente. Grazie per essere stato ospite qui. Molto gentili. Benissimo. Grazie, buona giornata a tutti. E allora adesso spazio alla musica e a tra poco un nuovo ospite.